Festeggiati ieri i 50 anni della Casa della Speranza di Agrigento, fondata nel 1975, con un articolato convegno dedicato a Don Angelo Ginex e al professore Vincenzo Reale, i due apostoli della carità. Quindi gli interventi di Calogero Gelo, presidente di Casa della Speranza, di Antonello Sciabbica, che ha parlato del volontariato e l'amore per il fratello, di Don Pippo Mataxia, Ginex e Reale, due sognatori per il bene delle persone fragili. Quindi gli interventi del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, del vicario generale in rappresentanza del vescovo, Don Giuseppe Cumbo, quindi anche le testimonianze dei genitori di due figli deboli. Al termine dell'evento il taglio della torta dei 50 anni. È andata bene perché c'è stata una grande partecipazione e gli argomenti trattati sono stati di grande livello e comunque molto puntuali e molto adeguati a quella che è stata la storia di Casa della Speranza. Ora pensiamo al futuro, Presidente. Che futuro sarà quello di Casa della Speranza? Ma il futuro ci sono tanti programmi, tanti pensieri, tanti proponimenti da portare avanti, ma tutto si fa sempre nell'idea di garantire e comunque portare avanti quelle che sono le istanze delle persone con disabilità, quindi garantire loro una prospettiva anche per quando i genitori non saranno più a poterli accudire. Professor Di Natale, una bella manifestazione oggi per ricordare i 50 anni di Casa della Speranza, con diversi qualificati interventi che hanno detto un po' le loro testimonianze su ciò che è stata la vita di questa bella struttura agrigentina. Io penso che dall'intervento del Presidente, il Gelo, Calogero, fino a Don Pippo Matrachisia e anche il professor Antonello Sciabbica, le testimonianze dei familiari hanno messo in evidenza davvero tutto quanto in questi 50 anni è stato fatto nella Casa della Speranza, un'istituzione che è stata profetica negli anni 50, negli anni 70 e che in questi 50 anni ha realizzato cose di un certo interesse per un servizio di qualità alle persone diversamente abili. Per cui è stata una serata straordinaria, all'insegna della cordialità, all'insegna delle testimonianze, all'insegna anche del ricordo e pure in una prospettiva che guarda un prossimo cinquantennio, perché la Casa della Speranza per la sua istituzione è una casa che ha come fondamento la famiglia e ha come fondamento la persona. Dunque una cultura che si fonda su ciò che è il dettame costituzionale e su ciò che sono i principi fondamentali, perché no, anche del Vangelo. Padre Mataxia, lei ha fatto una lunga relazione, ha ricordato Monsignor Ginex e il professore Reale, che tra l'altro è stato fautore di una legge che ha permesso ai disabili di frequentare la scuola. Sì, sono due persone della nostra città che veramente meritano un ricordo grato e riconoscente per quello che hanno fatto e quello che ancora continua l'opera che hanno iniziato. Una funzione importante quella di Casa della Speranza. Sì, certamente, darsi da fare per aiutare le famiglie e ancora di più gli stessi soggetti che soffrono. E quindi questa sensibilità, questo amore profuso verso chi soffre più di noi. Professore Sciabbica, lei ha fatto un ottimo intervento in merito alla situazione della Casa della Speranza, toccando anche un aspetto teologico. Sì, perché dovevamo un po' partire da quello, praticamente dalle virtù teologali e da quello che è il significato che queste rivestono in ambito cristiano. Perché quello che è fondamentale è dare un supporto valoriale a quello che è anche un bisogno. Il bisogno è quello delle persone diversabili ormai chiamate, perché sviluppano una diversa abilità.
Per cui dico, è un aiuto che si dà anche ai genitori, agli educatori, perché praticamente viene a porsi quello che è un riferimento valoriale di fondo. Non si vive così alla sprovvista, ma viviamo perché crediamo in qualcosa, e quindi quel qualcosa in cui crediamo è qualcuno con la Q maiuscola, e per cui anche le fragilità umane acquistano un loro significato. Punto di riferimento concreto e umano per i suoi ospiti, che qui trovano una vera casa. Un ruolo fondamentale in questa missione è svolto dal team di esperti, operatori e professionisti che, competenza e dedizione, garantiscono ogni giorno assistenza, sostegno e percorsi di crescita personalizzati. Grazie al loro impegno, la Casa della Speranza unisce al valore della solidarietà quello della professionalità, diventando un modello di cura e di attenzione alla persona. 50 anni di storia raccontano un cammino fatto di passione, impegno e collaborazione. Oggi più che mai questa realtà può guardare al futuro come un laboratorio di innovazione sociale capace di integrare esperienza, scienza e umanità. L'intuizione di Monsignor Angelo Ginex e del professore Reale, che penso abbiano vissuto un po' quell'esperienza che ci permette di comprendere cosa significa vivere concretamente da cristiani e cosa significa concretamente vivere la spiritualità anche cristiana. Significa lasciarsi interpellare in particolare dai bisogni concreti che vive la comunità, che vive la società, che vive il territorio. E penso che l'esperienza che accomuni appunto Monsignor Ginex e il professore Reale sia stata proprio questa, cioè l'esperienza di avere toccato con mano il bisogno delle loro famiglie, ma anche di altre famiglie che avevano bisogno di dare speranza a chi magari in quel periodo non sempre veniva comunque valorizzato o comunque non sempre veniva considerato così come oggi, grazie a Dio, insomma, riusciamo a considerare tutti come persone nella loro dignità. Io dirò cose brevi perché i nostri ragazzi già sono stanchi. Quello che voglio dire è innanzitutto che io sono mamma di 2 ragazzi, di 3 splendidi ragazzi, Martina, Giovanni e Gabriele. Giovanni e Gabriele sono qui, anzi vi volevo salutare anche voi, dottore Schembri, dottore Vidore, dottore Fatti, già l'avevo già salutato. Sono 2 ragazzi autistici molto gravi. La nostra vita, io non avevo mai conosciuto questa parola autismo quando i miei figli sono nati. Giovanni adesso 30 anni farà questo mese, mentre Gabriele 28. Ecco, proprio 28 anni fa, quando ho partorito Gabriele, abbiamo scoperto che Giovanni era autistico. Ma che cos'era l'autismo? Io non ne avevo mai sentito parlare, tranne per un film che ho visto anni prima, che era Rayman.